Rapallo, gli allagamenti del centro provocati dall'intasamento della rete delle acque provocato dalla mareggiata. Sopralluogo questa mattina in passeggiata per verificare la situazione. Il ministro Rixi in visita nel Tigullio. Dopo la conta dei danni e il ripristino dell'emergenza occorre avviare una riflessione su come ricostruire le opere danneggiate. Integrazione sociale e lavoro alla base dell'attività del gruppo Tassano. Presentato il bilancio sociale 2017. Per ogni euro investito si è visto il territorio ne beneficia per 2,5 volte. La pace ha bisogno del metodo, dell'incontro e del dialogo. Il giornalista Andrea Veduto ha testimoniato a Rapallo la difficile situazione del Medio Oriente e i germogli di speranza. Abbattiamo le barriere, l'auspicio arriva dal mondo dello sport. Nel 13° convegno organizzato dalla Winner Volley a Rapallo, testimonianze di come una disabilità possa trasformarsi in risorsa. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13, l'apertura anche quest'oggi dedicata al maltempo, in particolare alla conta dei danni che si sta svolgendo, e questa ultima ondata, questa allerta gialla dei giorni scorsi ha provocato nuovi ulteriori danni. Vediamo il punto della situazione per quanto riguarda Rapallo, dove nella giornata di ieri e nella notte scorsa si sono verificati ancora degli allagamenti. Questa è la situazione in cui si trovano i pozzetti di deflusso delle acque piovane sul lungomare di Rapallo. È stato il loro completo intasamento provocato dalla mareggiata a causare gli allagamenti che la scorsa notte hanno interessato via Mameli e non solo. Rapallo si trova tutta in questo stato. Ha avuto le stesse difficoltà a Portofino. Siamo in uno stato d'emergenza. Non c'entra il negozio. Questa mareggiata non ci ha dato la possibilità di intervenire perché in una settimana bisogna ripulire tutta Rapallo. Vi ricordo anche che il San Francesco deve subire un ulteriore intervento molto importante perché abbiamo 30 metri, lo diciamo noi, 30 metri che oggi sono seriamente compromessi per la mareggiata. Quindi questa è la situazione ed è per quello che la reazione a questa situazione ti fa inondare la nostra città. Questa mattina il sindaco Bagnasco, accompagnato dall'assessore Maini, hanno preso visione della situazione. Necessario al più presto il ripristino della normalità, anche con la possibilità di interventi di rottura della pavimentazione della passeggiata. Se necessario, per liberare meglio, non esiteremo neanche a demolire una parte del lungomare rosso, perché per dove non si riuscirà dove ad non ci arriviamo, rompiamo. Stamattina ho fatto in collaborazione col sindaco di Santa Margherita, ho fatto un sopralluogo a Santa Margherita, stiamo intervenendo anche sulla viabilità per tentare di rimuovere quel semaforo che crea molte difficoltà, ulteriori difficoltà all'accesso a Santa Margherita e a Portofino. Sono in collegamento con la Regione Liguria, ho qua un verbale del sopralluogo che abbiamo fatto stamattina firmato da Cesare Gemme, che è un ingegnere strutturale col quale abbiamo collaborato con la città metropolitana, quindi regione, città metropolitana, sindaco di Santa Margherita e sindaco di Rapallo erano presenti stamattina a San Michele. In questi giorni il Tigullio è stato visitato da molti personaggi del mondo della politica. Ieri in visita il vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi, che in questi giorni ha visitato i luoghi colpiti dalla mareggiata. Passata la fase del ripristino dell'emergenza, ha detto Rixi, e la valutazione dei danni, occorre avviare una riflessione per la ricostruzione delle opere, modalità e interventi. Sentiamo. Come vede queste nostre terre? Sicuramente terre assolutamente martoriate, devo dire purtroppo in Liguria ormai è da anni che siamo abituati nel mese di novembre ad avere vivere dei momenti di forte difficoltà. Questa volta soprattutto la parte marina della regione è stata flagellata da una mareggiata che con una potenza inaudita. Si pensava che una mareggiata del genere nel Mediterraneo non si potesse verificare, per cui stiamo verificando tutti i danni, ma anche capendo se le opere a mare, così come sono state realizzate tanto tempo fa, con i cambiamenti climatici siano più idonee a garantire la sicurezza degli abitati e degli arenili, e quindi ci sarà poi anche probabilmente da rivedere una serie di norme e quindi ora siamo nella fase della quantificazione dei danni, degli stanziamenti, ma poi dovrà esserci anche la fase di capire cosa ricostruire e soprattutto cercare di farlo in maniera rapida, perché sappiamo che le mareggiate poi arrivano soprattutto i primi mesi dell'anno.
Il sostegno sarà da una parte, dovrà arrivare dalla centrale e l'altra parte mettere in condizione anche i comuni di poter intervenire. Ma sicuramente si sta anche valutando il discorso dell'IMU da tenere sul territorio. Devo dire che i comuni liguri hanno risposto tutti splendidamente, anche la parte più martoriata del Tigullio, Portofino, Santa Margherita e Rapallo, e devo dire si sono già iniziate a togliere ad esempio le imbarcazioni, a fare recuperi importanti, a riattivare il gas a Portofino. Si sta muovendo tutti nella direzione giusta, e credo che nei momenti di emergenza venga fuori il meglio di noi. Bisognerebbe ricordarselo anche poi nella quotidianità, perché magari avendo norme un po' più attente su alcune cose probabilmente si potrebbero anche prevenire alcuni fenomeni. E oggi è una data significativa, il quarto anniversario dall'alluvione del 10 novembre del 2014 che colpì pesantemente alcune località del Tigullio centrale, a partire da Chiavari e l'entroterra. Abbiamo voluto fare un collage di immagini proprio per dimostrare come alle immagini di distruzione, quelle che in questi giorni sono state così spesso alla ribalta della cronaca, oggi possiamo farvi vedere anche le immagini della ricostruzione conseguente proprio a questo evento alluvionale. Siamo andati a Chiavari, vediamo. Le immagini della rinascita, come abbiamo visto per Chiavari, speriamo possano essere di buon auspicio anche per tutte quelle località che in queste ore stanno patendo invece l'emergenza maltempo di questi ultimi giorni. Ora cambiamo argomento, ma rimaniamo a Chiavari, dove ieri pomeriggio si è riunito il Consiglio Comunale che si è schierato a favore della realizzazione del tunnel della Fontana Buona. Nella seduta è stato approvato un ordine del giorno che già le altre amministrazioni del Tigullio hanno votato le scorse settimane, facendo così salire a 35 il numero dei comuni che chiedono l'avvio dell'opera. Ultimi in ordine di tempo sono stati Recco e Sestri Levante. L'appello, spiega il sindaco di Moconnesi Gabriele Trossarello, promotore dell'iniziativa, all'appello manca solo Santa Margherita Ligure, che lo farà nel corso del prossimo Consiglio Comunale. Terminata questa prima fase, in cui tutto un territorio di oltre 150.000 abitanti si trova d'accordo sulla questione, il documento sarà sottoposto all'attenzione della Regione e del Ministero delle Infrastrutture. Questo è un esercizio di vera democrazia, spiega Trossarello. Le popolazioni rappresentate dai nostri consigli comunali hanno espresso un'esigenza forte e lo hanno fatto in maniera unica e compatta. Il capogruppo del PD in Consiglio Comunale a Casarza Ligure, Andrea Telchime, ha presentato un'interrogazione
all'assessore ai lavori pubblici del Comune relativamente agli interventi adottati per la pulizia dell'alveo del torrente Cacarello. Nella seduta consiliare del 22 dicembre 2016, rileva Telchime, era stata approvata in linea tecnica il progetto di fattibilità di messa in sicurezza del corso d'acqua. Alcuni residenti tuttavia avrebbero segnalato la mancata manutenzione del fiume. Considerati i disagi segnalati, il consigliere di minoranza chiede che sia prevista una deratizzazione dell'area e sia richiesto ed ottenuto e chiede se sia stato richiesto ed ottenuto il finanziamento per la definitiva messa in sicurezza. Il lavoro che genera valore. Su questo tema si è sviluppata la presentazione del bilancio sociale 2017 del gruppo Tassano, svoltosi ieri pomeriggio al convento dell'Annunziata di Sestri Levante. I soci hanno fatto il punto dell'attività svolta per ritrovare e rilanciare lo spirito che sta alla base dell'azione delle diverse cooperative che compongono questa realtà così importante per il territorio. Per ogni euro investito nell'attività del gruppo, il territorio ne beneficia per quasi 2,5 volte. È la parabola dei talenti applicata al mondo del lavoro e del sociale, quella che ogni giorno il gruppo Tassano mette in pratica per il Tigullio e non solo. Occupazione, integrazione e solidarietà generati dalle diverse cooperative che compongono questa realtà sono state raccontate nel corso della presentazione del bilancio sociale, documento che per il secondo anno il Tassano ha scritto e presentato ai soci e non solo al convento dell'Annunziata di Sestri Levante. Quando si va a includere le persone, soprattutto in un contesto di lavoro e di integrazione nella comunità, si crea valore per tutti, perché si creano persone che creano sviluppo e positività per il mondo e per la società in cui vivono, e non sono persone che diventano un elemento di freno anche per loro stesse, diventano integrate davvero. E quindi il lavoro del gruppo Tassano da questo punto di vista io credo sia davvero straordinario, va sostenuto a tutti i livelli e credo che possa davvero essere un esempio anche per sviluppare ulteriori esperienze di questo tipo in Italia e in Europa. Il tema al centro della presentazione del bilancio sociale di quest'anno è stato l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Per un lavoratore essere inserito in una dimensione come questa non significa unicamente ricevere un reddito, avere uno stipendio a fine mese. Significa crearsi una comunità, intessere delle relazioni, avere e creare nuove amicizie con i propri colleghi e con i propri responsabili. E significa soprattutto ottenere stabilità. Per il gruppo Tassano e i suoi soci, la presentazione del bilancio sociale è sempre un momento importante di confronto e di valutazione del lavoro svolto, ma soprattutto di rilancio dello spirito che sta alla base delle azioni da mettere in campo. Per me questa sera è stata davvero una serata che mi ridà motivazione e forza per andare avanti in questo progetto ambizioso di un'economia civile che sia espressione di un territorio e per il benessere delle persone. A me è sembrato della giornata di oggi che è intervenuto un ospite di una struttura psichiatrica ed è intervenuto un professore universitario. Mi sembra che abbiano dato un pari contributo veramente. A quasi 3 mesi di distanza dal crollo del ponte Morandi a Genova non si arresta la catena di solidarietà manifestata da molte realtà liguri e non solo. Domani mattina, durante la messa domenicale nel quartiere della Certosa, i rappresentanti della Confraternita dei Genovesi di Roma consegneranno quanto da loro raccolto nelle mani del parroco e a sostegno della popolazione locale. La celebrazione sarà animata dalla musica del corpo bandistico Città di Lavagna. E ora vediamo un'altra iniziativa a questo proposito che si è compiuta ieri nell'ambito di una manifestazione, di un evento sportivo. Federica Pellegrini ha firmato il costume di gara e successivamente l'ha donato all'asta di Stelle nello Sport su Caritary Stars per le vittime del ponte Morandi. L'evento è stato ospitato ieri a Genova. Durante la cerimonia la campionessa di nuoto ha ricevuto dall'assessore regionale allo sport Ilaria Cavo l'Oscar delle Stelle nello Sport per la sua straordinaria carriera. La Pellegrini ha ribadito la propria vicinanza a Genova, ricevendo anche la maglietta simbolo Genova nel cuore. Un giorno fantastico anche per la savonese Erika Musso, che ha battuto nei 400 Simone Quadarella 3 volte oro negli europei di Glasgow. Vediamo alcune fotografie. Nuovi orizzonti tra Oriente e Occidente, storie e vite dell'Italia multietnica. È stato questo il tema al centro di un incontro ospitato ieri sera all'Auditorium delle Clarisse di Rapallo, organizzato dal Centro Culturale Newman. La testimonianza del giornalista esperto di Medio Oriente Andrea Avveduto si è intrecciata con quella di alcuni ragazzi che hanno ideato la mostra presentata al meeting di Rimini Nuove Generazioni.
È la drammatica situazione che stanno vivendo molte regioni del Medio Oriente a fare da sfondo all'incontro organizzato dal Centro Culturale Newman a Rapallo. A portare la testimonianza di quella che Papa Francesco ha definito una terza guerra mondiale combattuta a pezzi è stato il giornalista esperto di questa regione Andrea Veduto. I continui focolai di violenza che si sviluppano in questa terra trovano un vento contrario nei piccoli ma significativi segni di speranza che stanno germogliando. Dentro questa situazione sicuramente drammatica stanno nascendo e stanno sviluppando dei semi di speranza che sono nati dall'incontro, che è un po' quello che abbiamo voluto testimoniare questa sera attraverso questo incontro e attraverso la mostra che abbiamo portato l'anno scorso al meeting di Rimini, una mostra che punta sull'incontro come unica alternativa per costruire una società nuova, un tessuto sociale nuovo, una persona nuova. L'evento, che ha preso spunto dalla mostra Nuove Generazioni allestita al meeting di Rimini 2017, è stata l'occasione per lanciare un'iniziativa analoga che sarà portata a compimento nel prossimo anno. L'obiettivo è promuovere la cultura dell'incontro come deterrente alle guerre e alle violenze, prendendo a spunto un incontro avvenuto 800 anni fa tra San Francesco e il sultano. Il poverello di Assisi e il nipote del Saladino che, mentre cristiani e musulmani si combattevano senza esclusione di colpi, si incontrano ad Amietta in Egitto. E da lì nasce qualcosa di straordinario, l'inizio della custodia dei luoghi santi. Ad Amietta in Egitto il cuore di due persone si incontra e da lì quello segna un cambio di metodo, un punto di non ritorno nella storia, ed è per questo, a quasi 800 anni di distanza, nel 2019 saranno 800 anni da quell'incontro, stiamo pensando a un'altra grande mostra proprio per marcare questo nuovo metodo, il metodo dell'incontro, il metodo del dialogo, l'unica cosa che ci può permettere di andare ad abbracciare i nostri fratelli, chiunque che sia diverso da noi per razza, cultura, religione, e assieme fare un pezzo di cammino. L'intero incontro, registrato ieri sera a Rapallo, sarà proposto domani sera, domenica, alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Ora parliamo di un altro anniversario, l'anniversario della scomparsa di padre Mario Boffa. La Società Missioni Africane ricorda, nel primo anniversario della scomparsa, il padre missionario che è mancato il 16 novembre 2017, proprio nel giorno del suo compleanno. In questa data, venerdì prossimo alle 18:30, sarà celebrata una messa di suffragio nella cappella di Via Borghetto a Genova. Portofino celebrerà domani il titolare della chiesa parrocchiale San Martino. Alle 11 la Santa Messa presieduta dal parroco Don Alessandro Giosso. Sia oggi sia domani il borgo sarà raggiungibile con battelli in partenza da Santa Margherita Ligure alle 9:30, alle 11:30, alle 14 e alle 16. Il ritorno da Portofino sarà possibile alle 10, alle 12, alle 14:30 e alle 16:30. All'oratorio di San Martino a San Salvatore di Cogorno si celebrerà il santo titolare. Domani nell'oratorio sarà celebrata la Santa Messa alle 8:30, alle 15:30 la processione. I fedeli dell'oratorio e della confraternita di San Martino hanno trovato il modo di allestire un altare provvisorio poco dopo i gradini dell'abside, dove il maltempo nei giorni scorsi ha danneggiato la copertura. La chiesetta sarà chiusa nuovamente quando prenderanno il via i lavori di messa in sicurezza. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi tutti gli ultimi aggiornamenti e lo sport. Prima pagina di Avvenire, più armi nelle case, Belpaese, Far West, tutti i rischi della legittima difesa allargata, i dubbi di OPA, la ANM e il sindacato di polizia sulla normativa, la replica del sottosegretario Morrone, possibili controlli sulle licenze. E per la politica italiana Raggi mai così in bilico, è Movimento 5 Stelle pronto al distacco, il PM chiede la condanna della sindaca, Di Maio dice nel caso dovrà dimettersi. E in foto a centropagina, vertice di pace per la Libia, Roma si ritrova senza alleati. Nelle pagine interne, perché l'assenza di valori può far soffrire i giovani, il benessere dipende da altruismo o ricerca del successo. Un'analisi attraverso un'indagine sulla generazione tra i 19 e i 34 anni. L'apertura al cambiamento è costantemente in cima alla graduatoria, accanto ad essa c'è l'autotrascendenza, ovvero la cura delle relazioni interpersonali e la promozione della qualità dell'umana convivenza.
Passiamo al secolo XIX, il maltempo bufera, deraglia un treno a Santa Margherita Ligure e Rapallo va sott'acqua, il Tigullio vive un'altra giornata campale, binari in tilt per ore in Liguria, disagi in autostrada, Toti dice ricostruiamo le dighe, la difesa dei bacini liguri è una priorità. Ponte, quelle telefonate sospette prima del crollo sono state sequestrate dai PM, Atlantia dice 350 milioni per la ricostruzione. E il maltempo nelle pagine del Levante, a Santa Margherita Ligure, macchinista sotto shock, non voglio parlare, evitata una tragedia, convoglio investito dal crollo di un muro di contenimento, cede un fronte di circa 30 metri di cemento e mattoni, passeggeri illesi. E poi a Portofino era una cosa mai vista, ora il borgo conta i danni, il Rio Fondaco esplode, nel tratto terminale salta la pavimentazione in piazzetta, allagati 2 piani dell'autorimessa, i turisti non si scoraggiano, arrivi previsti dagli Stati Uniti. E fine a San Michele di Pagana, smottamento, crolla maxi albero, strada riaperta a metà, nuovi fronti di disagio in tutta Rapallo, rimossi ieri un altro dei grandi yacht arenati alla foce del San Francesco. Andiamo in redazione per le ultime notizie. Per noi oggi Andrea Capitani. Grazie Cristina, buongiorno a tutti. La cronaca, 2 aggiornamenti. Un 42enne di Castiglione Chiavarese disoccupato è stato denunciato dai carabinieri per porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere. L'uomo, nella tarda serata dell'8 di novembre, è stato sorpreso dai militari nel centro di Castiglione Chiavarese in possesso di un coltello da cucina della lunghezza di 25 cm. Il giovane non ha saputo fornire giustificazione del fatto di avere con sé questo oggetto che è stato sequestrato. 2 persone invece, abitanti rispettivamente a Tribogna e Recco, di 75 e 73 anni, sono stati denunciate dai carabinieri per omessa custodia di armi e mancato avviso all'autorità di polizia del trasporto di queste in relazione al cambio di luogo di detenzione. Le armi in questione, 8 in tutto, sono state sequestrate. Nel corso di un'attività di controllo, poi, dove sono stati impiegati 60 militari e 30 automezzi, sono state fermate e identificate nel comprensorio di Santa Margherita Ligure 331 persone e sono state elevate 12 contravvenzioni al codice della strada. È tutta, te la linea. Grazie, parliamo ora di sport. La Winner Volley ha promosso anche quest'anno un convegno dedicato a tematiche sportive rivolto principalmente ai giovani. La 13ª edizione di questo evento è stata dedicata alla disabilità con il titolo emblematico Abbattiamo le barriere. Al Circolo Golf e Tennis di Rapallo si sono riuniti diversi rappresentanti del mondo dello sport, della scuola e del giornalismo. Sentiamo. Passare dalla cultura della disabilità a quella dell'abilità. Il concetto fondamentale che oggi deve passare quando si parla di disabilità è proprio quello di cercare di eliminare quelle 3 lettere, quel dis, e cercare di passare a quella che è proprio la cultura dell'abilità. Perché? Perché questo servirebbe comunque sia alle persone che alla società stessa. Vuol dire che ogni persona, nella condizione in cui si trova, può diventare risorsa per la comunità. I grandi eventi condizionano poi, modificano il modo di pensare, di fare su un determinato territorio o nazione. I grandi eventi cambiano la percezione, i grandi eventi sportivi in questo caso cambiano la percezione della disabilità. Avere un grande evento sul territorio vuol dire trasformare urbanisticamente la città, ma permette anche di far crescere una cultura nuova all'interno delle città e dei paesi. Abbiamo visto un filmato incredibile. Yes I Can è stato considerato uno dei più bei filmati promozionali di giochi olimpici e paralimpici, quindi non soltanto per i giochi paralimpici. È un filmato che è stato fatto da Channel 4, la televisione britannica che trasmette da Londra 2012 le Paralimpiadi. Channel 4 ha investito moltissimo sulla Paralimpiade, tanto che la Paralimpiade ha avuto un successo enorme a Londra e ha fatto dire al presidente di BBC allora
che il più grande errore che era stato fatto da BBC, che aveva appena trasmesso le Olimpiadi, era stato quello di aver rinunciato alle Paralimpiadi, il più grande errore della storia. Chiudiamo con una bella notizia che arriva dalla Val Fontanabuona, la troviamo sul nostro sito teleradiopace.com. Il tradizionale concorso Presepi in Fontanabuona torna nella sua 31esima edizione con un nuovo ente organizzatore, non più il GAL, ma un gruppo di associazioni con il coordinamento del Centro Culturale dell'Ascito Cuneo. Sino a domenica 25 novembre sarà possibile dare la propria adesione impegnandosi a realizzare un presepe in Fontanabuona in locali aperti al pubblico nel periodo tra il 25 dicembre e il 13 di gennaio 2019. Le condizioni per la partecipazione sono che il messaggio del presepe sia chiaro e comprensibile, ne interpreti lo spirito e la formula originari e che sia visitabile quantomeno nei pomeriggi dei giorni festivi e prefestivi. Il Centro Culturale dell'Ascito Cuneo sarà il punto di riferimento per quanti si impegneranno ad allestire i presepi. Questo è l'indirizzo email info@lascitocuneo.it e i numeri telefonici che vedete anche sul sito 0185 35 81 19 oppure 340 69 97 768. Si conclude così questa edizione del TG13, l'informazione torna questa sera alle 19.15, 20.30, 22.45 con TV Oggi. Grazie a tutti dell'attenzione, buon pomeriggio e buona domenica.